Scoperta agghiacciante in Liguria, sentiremo le testimonianze della popolazione. Buonasera e benvenuti a Studio Aperto. Abbiamo una notizia giunta poco fa in redazione. Sono stati ritrovati degli scogli in spiaggia in Liguria. Abbiamo in collegamento in diretta la nostra corrispondente Nesha Kumeinoka. Sì, buongiorno Gianni, come hai anticipato ci troviamo qui in diretta a Devia Marina per farvi vedere quello che è accaduto quando questa mattina gli abitanti e i turisti si sono ritrovati con degli scogli in spiaggia. Una cosa veramente assolutamente incredibile, una cosa unica al mondo, e questo ci fa capire quanto realmente ci troviamo in pericolo a causa dell'ISIS. La paura e lo sgomento nelle parole degli abitanti e dei turisti raccolte per noi da Oshitu che ti stupesci. Questa è la distesa di scogli che così si presenta da stamane in Liguria, in questa piccola località marittima dove abitanti ma anche i turisti in vacanza per il ponte di Pasqua si sono ritrovati a dover fare i conti con paura e disagi. E anche la strada provinciale sovrastante la ormai ex spiaggia è stata chiusa per prevenire eventuali crolli. Sentiamo invece le interviste raccolte per noi da Ranka Socca. Che cosa pensa di quello che è accaduto? Guardi, questa cosa veramente è assolutamente incredibile, perché io sono nata qui, sono dei Vesedoc e in tutta questi anni non si era veramente mai vista una cosa del genere. Non è possibile che ci siano gli scogli al posto della sabbia che fino a ieri ci stava, perché è veramente una cosa incredibile e nessuno sa mai spiegarsi nulla. Io guardi, veramente l'ho detto anche al giornalaio del TG1 che veramente questa cosa non è possibile. Guardi, intanto voglio premettere che se non vengo al sole perché sono stato male, perché lì stamattina mi sono svegliato che avevo la febbre 37,2, poi mi è arrivata 37,8 quando ho visto tutti gli scogli dalla finestra, perché dico, ma io sono di Genova, no? Ma dico, ma manco a volte se mai vista una roba del genere, ma vi sembra normale che in spiaggia al posto dei sassolini colorati delle conchiglie della sabbia ci siano gli scogli? Ma io non lo so. Che cosa si sente di dire alle autorità? Ma guardi, io veramente penso che in questo paese qua, invece che stare lì a cantarsela sempre, che Belin ci prendono sempre tanti di quei soldi dell'acqua che manco fosse champagne, io dico, Belin, fate qualcosa, che non sapete manco spiegarvi perché sono arrivati tutti questi scogli. Ma Belin, ma scusami, ma dalla notte cosa sono piovuti? Cosa l'ha portati? Il vento? E cosa vuole che le dica? Alla fine, cioè, siamo rimasti anche un po' male, devo dire la verità, perché comunque eravamo qua per Pasquetta, che non venivamo dall'estate scorsa, tutto l'inverno con la nebbia, e quando arriviamo qua troviamo il sole e il mare, e il giorno dopo ci svegliamo e invece che la spiaggia con la sabbia troviamo le pietre, gli scogli. E sicuramente non è tanto bella per noi, perché alla fine, insomma, noi paghiamo le vacanze per trovarci gli scogli, e insomma è una cosa brutta perché alla fine siamo quelli che poi diamo da mangiare alla Liguria. Cosa pensa di quello che è successo questa mattina? Io ci sono rimasto veramente male, perché comunque pensavo che qua, insomma, diciamo così, ci fosse, come dire, un po' come da noi il Cesenatico, no? Che ci fosse un po' più di spiagge con la sabbia, di cose così. Invece io mi ricordavo che alla fine il mare qua della Liguria era un mare un po' più così, diciamo, sì, va bene con un po' di scogli, però pensavo che comunque, cioè, non ci fossero così tanto, no? Invece stamattina ci siamo svegliati qui dall'albergo qua vicino e abbiamo trovato tutta questa roba qua. E insomma non è proprio bello, perché comunque, cioè, noi volevamo fare la vacanza con la sabbia, i bambini facevano i castelli di sabbia, invece si sono messi su a fare murete secco. E insomma non è proprio una bella roba, eh? E con questa notizia chiudiamo questa edizione di Studio Aperto, vi lasciamo ai programmi di Italia 1. Arrivederci.